Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi tratteremo la radionica applicata alle relazioni di coppia e rispondo in questo senso ad alcune richieste che mi sono state fatte e appunto dove mi veniva chiesto di affrontare l'argomento e consiglio per cosa fare per armonizzare la relazione o attenuare delle difficoltà e far riavvicinare un po' i due partner. Esistono infatti molto spesso delle influenze esterne che rischiano di deteriorare i rapporti, magari portiamo dietro quando torniamo a casa ci portiamo dietro le frustrazioni di una giornata lavorativa oppure altre frustrazioni non riescono a venire elaborate, processate, non ci sentiamo compresi dall'altro, oppure proiettiamo sull'altro questa sensazione di non compartecipazione, non ascolto e finiamo col viverla effettivamente. Tengo sempre a precisare che è importante, quando ci rendiamo conto che le cose non vanno, farsi prima un'autoanalisi e indagare, ricercare se, cosa che comunque sempre in parte abbiamo, esiste una nostra corresponsabilità nel non adeguato andamento, cioè cerchiamo sempre di verificare se i nostri pensieri e le nostre azioni sono coerenti. È possibile che nel nostro modo di agire non venga trasferito in modo corretto quello che sono i nostri reali sentimenti, come è anche possibile che i nostri sentimenti non siano coerenti con le azioni. Cioè, voglio dire, ci saranno delle volte in cui agiremo per meccanicità in un determinato modo, ma le emozioni o il coinvolgimento verso l'altro è scemato e dunque anche di conseguenza anche le nostre azioni sono svuotate da quel nutrimento che arrivava anche dal piano emotivo. L'altro può percepire che nella parola amore o nell'abbraccio non esiste più, non c'è più quel calore che sentiva prima. Come può essere anche che il nostro sentimento sia grande, ma non siamo capaci a dimostrarlo. Dunque dobbiamo intanto chiarire questo con noi stessi e provare a capire che cosa ci ha allontanati dall'altro. Oppure non esiste nulla di tutto ciò, siamo una bella coppia, siamo felici e vogliamo comunque che niente si intrometta e abbiamo bisogno appunto di creare un guscio di protezione e fare in modo che appunto le cose vadano bene senza intromissioni esterne, senza ostacoli di varia natura, ma soprattutto di tipo energetico. Come procediamo allora? È chiaro che poi è importante dirlo, ogni situazione, ogni relazione ha motivazioni, vive esperienze diverse che poi vanno vagliate singolarmente, caso per caso. E dunque io vi posso dare un consiglio in linea generale, ma se vorrete approfondire o vorrete qualcosa di più personalizzato e un aiuto più mirato, non esitate a chiamarmi, io sono a disposizione. Allora, cominciamo da questo. Allora, questo è un armonizzatore di coppia che utilizza mm, le rune, insomma, simboli runici che sono appunto ehm, proprio specifici per le relazioni, per la coppia e si vede anche dalla simmetria
delle geometrie, è come a specchio, dunque è come se noi vedessimo due persone sedute schiena contro schiena, sedute su una sedia, schiena contro schiena. In realtà ovviamente è un mio modo di interpretare come fossero le macchie del test psichiatrico, vabbè, facciamo finta di niente, andiamo avanti. Comunque questo è inserito all'interno di un vortice ad anello che appunto propaga questa armonizzazione. Lo propaga però in modo concentrico verso l'interno. Porremo al centro il nostro testimone, quale testimone migliore di una foto insieme alla persona che amiamo, e se vorremo faremo i 21 giri di attivazione col pendolino in senso orario al di sopra, una volta che avremo posizionato appunto il nostro circuito da qualche parte. Attenzione, si può anche metterlo capovolto così se lo volete per esempio appiccicare sotto il tavolo e non volete che sia alla vista. L'importante è che non venga coperto, questo penso che ormai lo sappiate, se seguite i video lo avrete capito. Lasciatelo anche, allora diciamo un mese è il top perché viene saturato il corpo eterico di entrambi, perciò siamo sicuri che vengono recepite bene le vibrazioni e le onde di forma del circuito. Ma possiamo sempre interrogare il pendolino per il tempo di esposizione più giusto per noi. Un altro circuito serve appunto ad avvicinare due persone. Se sentite che vi siete allontanati, se pensate che c'è bisogno di far di nuovo collimare i vostri punti di vista o di portare, come dire, le vostre strade di nuovo a venirsi incontro, insomma, se avete bisogno di ritrovarvi, questo è ottimo. Come vedete c'è un cerchio bianco, un cerchio nero, sono le due polarità. Possiamo agire in due modi differenti, sia mettendo il testimone uno magari sul bianco possiamo mettere il maschile e sul nero il femminile, cioè a discrezione, tanto convogliano verso il centro, ma penso sia più corretto, o almeno a livello operativo ha dato ottimi risultati, posizionare sempre una foto insieme dei partner all'interno, proprio in corrispondenza del seme della vita, il fiore della vita. Potrete appoggiare qui e anche qui potrete imprimere un senso rotatorio di 21 giri, ovviamente orario anche in questo caso. Ecco, proseguiamo. Questo è sulla falsariga dell'altro, la differenza è l'applicazione della croce cosmica. Poi ci sono alcuni simboli che influenzano il circuito perché sono comunque racchiusi da questo riquadro, il che significa che questo riquadro delimita l'azione di tutti gli ingredienti, diciamo così, che sono all'interno. E abbiamo qui lo smagnetizzatore, era presente anche nell'altro circuito, ma penso fosse presente anche nel primo. L'azione della croce cosmica, che come già sappiamo da altri video è importantissima come difesa e come scudo e come protezione e come armonizzatore di tutte le energie che riguardano appunto i partner e tutto ciò che li circonda. Il fiore della vita che abbiamo già visto nel circuito precedente, posizioneremo la nostra foto. In questo caso c'è un simbolo molto carino che rimanda al Tao, cioè i due opposti. Noi sappiamo che il maschile e il femminile e la coppia è formata comunque da due polarità opposte, generalmente si cerca una controparte appunto che ci bilanci e cioè che ci completi. Il simbolo di Giove che è un grandissimo armonizzatore ed è l'apportatore dell'amore universale. Pertanto posizioneremo la nostra foto di coppia qui e beneficeremo dell'influsso di
tutte queste componenti. Un altro, questo è l'ultimo, diciamo, che vi propongo, è un circuito che non è stato ancora visto molto in giro e vi spiego subito, intanto osservatelo, così vi spiego come funziona. Intanto posizioneremo qui sopra, in corrispondenza di questa lettera ebraica di cui ora parleremo, la foto di coppia oppure i capelli o un testimone per ciascuno, cioè un testimone dei due membri della coppia, no? Uno per lei, uno per lui o quello che è. La LEF, questa lettera è una lettera che ha grandi significati, intanto è la prima che apre l'alfabeto e dunque porta con sé i significati dei nuovi principi, degli inizi, ma anche di tutto ciò che è creato ad immagine e somiglianza dell'uno. Ad immagine e somiglianza dell'uno, dunque, questo ci permette di sentirci un tutt'uno, di sentirci parte perfettamente integrante della creazione e ad amare dunque tutti i dettagli della creazione, dal più piccolo e prezioso dettaglio a quello che sembra più insignificante. In realtà consapevoli che qualsiasi cosa compone la creazione e ha un suo valore in una chiave più allargata. Dunque, a imparare ad amare qualsiasi aspetto e amando qualsiasi aspetto possiamo amare il tutto, compreso qualsiasi aspetto del nostro partner e qualsiasi nostro aspetto. Riusciremo dunque così a provare una maggiore anche empatia nei confronti dell'altro. Esistono poi altri, diciamo, ingredienti, questa è una ripetizione, cioè sono due immagini che sono ricche di vibrazioni positive, cioè noi abbiamo messo un dispositivo che già lavora con altre informazioni. È contenuto, che sono informazioni tutte benefiche, cioè tutte un insieme di programmi favorevoli all'equilibrio psicofisico, armonioso, cioè serve a ripulire. Pertanto già il fatto che siano presenti qui vanno a influire, essendo circoscritti nel riquadro, vanno a influire su tutto il circuito. Un'altra cosa molto importante è la presenza dello scudo di Davide, la stella, la famosa stella a 6 punte, ha un potere difensivo immenso perché è come se potesse, essendo composto da questi due triangoli, ha potere su tutto ciò che è rivolto verso l'alto, cioè tra i regni superiori, e tutto ciò che è rivolto verso il basso, i regni inferiori. È tradotto, lavora sia sul piano energetico che sul piano materiale, come scudo difensivo. In ultima analisi abbiamo l'Om, che è il più grande armonizzatore proprio perché è il suono primordiale e dunque è come se tenesse, ripulisse tutto quello che è superfluo o dannoso in un certo senso. Dunque c'è anche qui una forma di ripetizione, se vogliamo, perché essendo la vibrazione primordiale ci rimanda all'uno e ci rimanda dunque alla sorgente, all'inizio di tutte le cose. Anche qua appunto ho detto mettiamo il nostro testimone, essendo piccolo non è molto grande, forse una foto non sta, metterete un frammento di unghia di ciascuno dei componenti della coppia oppure un capello di ciascuno dei componenti della coppia o anche un bigliettino oppure addirittura potete scrivere a penna i vostri nomi, cognomi e data di nascita, anche a giro, non importa. Bene, io mi sono dilungata, però so che è un argomento che sta a cuore a molti, perché molta della serenità passa anche appunto
molta della serenità personale del singolo passa anche dall'armoniosità delle coppie o delle relazioni che riusciamo ad intessere. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui e vi rimando alla prossima condivisione. Faremo sicuramente anche un video di radiestesia di coppia e dunque poi vedremo come applicare il pendolino per la coppia. Vi ringrazio ancora e a presto alla prossima condivisione dalla vostra Hildegarda. Arrivederci.